voglio ringraziarti ancora una volta per come tu ci raduni, per come tu hai messo amore dentro di noi, per essere alla tua presenza nonostante tutto. Grazie Signore, perché hai permesso che noi ti mettessimo al primo posto, e deve essere così, perché questo ti spetta, perché tu sei il vero Re, il grande Dio, Dio Padre Onnipotente. Sei il nostro Padre che ci ama di un amore eterno, che ci ama di un immenso amore. E noi siamo qui per dare gloria al tuo santo nome, per adorarti, perché riconosciamo che tu sei lo splendore vivente, che tu sei luce sfavillante per il creato e per ognuno di noi. Noi non vogliamo essere opachi, noi non vogliamo essere tenebrosi, tristi, cupi. Noi vogliamo splendere insieme a te, vogliamo prendere della tua luce e splendere in questo mondo di tenebra, in questo mondo così cupo, così buio, così lontano da te. Noi vogliamo splendere perché vogliamo essere punti di riferimento, luci che brillano per dare luce a coloro che non hanno la tua luce. Grazie Gesù. Accompagnaci in questa lode, in questa adorazione. Vivi dentro di noi, Signore, perché noi vogliamo che tu vivi dentro di noi, che agisca tu al posto nostro, Signore. Non lasciare che agiamo noi umanamente, ma permetti che lo Spirito Santo invada tutto l'essere nostro per essere un'adorazione corale, per essere una preghiera unica, all'unisono tutti insieme, perché tu sei degno di essere adorato e glorificato. Amen. Amen. Lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza che sostiene tutte le cose.
Tu, Signore, sei luce dei miei occhi. Tu sei il mio d'amore, tu sei la vera gioia del mio cuore, ma tu degno sei dell'onore e della lode, ma tu degno sei dell'onore e della lode. Alleluia, 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 sono spaventato, ma tu mi hai rassicurato che stavo in braccio a te. Per questo io canto una lode che sale a te, Signore, Oh mio Re, alleluia, 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 lode a te, Signore, Re del cielo e della terra. Noi veniamo alla tua presenza, adoriamo te. Tu sei degno, tu sei degno, tu sei degno, degno sei, oh, tu sei degno.
sei degno, tu sei degno, tu sei degno, tu sei degno, tu sei degno, oh, tu sei degno, tu sei, tu sei, tu sei, tu sei il Signore, tu sei. Io ti amerò perché tu ascolti il grido della mia voce. Io ti amerò perché il tuo orecchio è teso verso di me. Io ti invocherò per tutta la mia vita. Io ti amerò, Signore, io ti invocherò, Signore liberatore. Oh, io ti amerò per tutta la mia vita. Tu preservi l'anima mia dalla morte, i miei occhi asciughi, i miei piedi sani, mi rialzi quando cado, tu sei qui. Io alzerò il calice della salvezza, io invocherò il nome del Signore, i miei voti scioglierò, io sarò davanti a te, io ti invocherò, mio Dio e mio Re. Santo, 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 prezioso sono i tuoi occhi, oh, santo, 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 prezioso sono i tuoi occhi, prezioso sono i tuoi occhi, Signore, alleluia, oh, alleluia, 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 alleluia. Santo, celebrate il Signore, celebratelo perché è buono. Celebrate il Signore, celebratelo perché Egli è buono. Shaddai esmessa, Maya esmessa, Oreshe esmessa. La sua bontà dura in eterno, la sua bontà dura per sempre, la sua bontà dura in eterno, la sua bontà dura per sempre. Dica Israele, la sua bontà dura in eterno, la sua bontà
angoscia ho gridato, il Signore ha risposto, il Signore è per me, io non temerò. Nella sua angoscia il povero ha gridato, il Signore è per te, tu non devi temere. Nella mia angoscia io ho gridato, il Signore ha risposto, chi sarà contro di me? La sua bontà dura per sempre, dura per sempre. Alleluia, gloria a te, Signore. Sei meraviglioso, Signore, degno. Nessuno è come te, Signore. Sei splendido nelle tue vie, misericordioso nei tuoi pensieri, pronto, Signore, sempre pronto verso di noi, sempre pronto a darci una buona parola. Grazie, Signore, perché tu non ci guardi per accusarci, ma teneramente, con amore, difendi la nostra ragione e ci correggi quando sbagliamo. Ti lodiamo, Signore, ti benediciamo. Manda il tuo Spirito in mezzo a noi, perché vogliamo, Signore, questa sera essere riempiti della tua presenza, Alleluia. essere toccati dalla tua parola. Vogliamo, Signore, che la tua parola dentro di noi germogli, che divenga, Signore, una pianta viva, vegeta, forte e robusta. Vogliamo che la tua parola in noi possa diventare un albero e possa darci la possibilità di muoverci, di essere dinamici, di abbandonare, Signore, le nostre comodità per seguire te, prendere la croce e seguire te. Vieni, Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo. Vieni, Dio del cielo. Vieni a preparare questa terra. Vieni a dissodare, Signore, questo cuore. Togli i rovi, togli le spine, togli le pietre. Togli, Signore, tutto ciò che ostacola il buon seme. Togli tutto ciò che diventa impedimento dentro di noi per ricevere la tua parola. Non permettere ai corvacci di venire a beccare il seme. Nel nome di Gesù, Signore, intervieni. Fai ogni cosa secondo il tuo ordine, secondo la tua precisione, in modo tale da rendere fruttuosa la tua parola. Nel nome di Gesù. Alleluia. Vieni, Spirito. Chiudete gli occhi. Fatevi trasportare dallo Spirito Santo nei luoghi celesti. Fate sì che questa sera, in questo momento, il regno dei cieli possa scendere sulla terra, in mezzo a noi. Venga il tuo regno, Signore, ora. Venga il tuo regno in mezzo a noi ora. Vieni a regnare in mezzo a noi ora, Signore. Oh, Sarahera Yashadana Yasma. Odiasna Sarahera Mayashi. Vieni, Spirito. Vieni, Spirito. Vieni, Spirito. Vieni, vieni, soffia su di noi, soffia su di noi. Vieni, vieni, soffia su di noi, soffia su di noi. Ti invochiamo, Re dei Re, Signore dei Signori. Come la pioggia scende, fai piovere su di noi. Oh, vieni, Spirito, vieni come la rugiada, fai scendere la tua rugiada su di noi.
vieni, vieni, vieni Spirito, vieni Spirito, oh vieni, vieni, vieni Spirito, riempici di te. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Grazie Signore. Alleluia. Grazie Gesù. Allarga il luogo della tua tenda, si spieghino i teli della tua abitazione senza risparmio. Allunga i tuoi cordami, rafforza i tuoi picchetti, poiché ti spanderai a destra e a sinistra. La tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte. Alleluia. Grazie. 2 Re, capitolo 4, dal versetto 38. Poi Eliseo tornò a Gilgal. Ora c'era carestia nel paese. Mentre i discepoli dei profeti erano seduti davanti a lui, egli disse al suo servo: metti sul fuoco la pentola grande e fa cuocere una minestra per i discepoli dei profeti. Uno di essi, che era uscito nei campi per raccogliere delle erbe, trovò una pianta arrampicante selvatica, da cui raccolse delle coloquintidi e ne riempì le vesti. Quindi ritornò e le tagliò a pezzi nella pentola della minestra, benché non sapessero che cosa fossero. Poi versarono la minestra agli uomini perché mangiassero. Come essi l'assaggiarono, esclamarono: c'è la morte nella pentola, o uomo di Dio! E non ne poterono mangiare. Eliseo allora ordinò: portatemi della farina. La gettò nella pentola e poi disse: versatene alla gente perché ne mangi. E non c'era più nulla di cattivo nella pentola. Amen. Versetto 38. Allora, coloquintidi. Oggi ho intitolato questo intervento I discepoli dei cocomeri. Il discepolo dei cocomeri. Perché le coloquintidi assomigliano alle angurie, però sono più piccole, sono quanto una palla da tennis. Da noi non ci sono, anche se è una pianta mediterranea, no. Queste coloquintidi si trovano solo, credo, a Pantelleria. Da noi esiste una cosa simile, che sono quei cocomerini lunghi che se li schiacci sparano i semini. Quelli che sono della stessa famiglia, ma non sono la stessa pianta. Questa qui, questa coloquintide, invece è rotonda e assomiglia a un meloncino. Tagliandola a metà, dentro è bianca. Bianca con dei semini neri e lisci, come l'anguria, solo che l'anguria dentro è rossa. Questa è bianca. La coloquintide non è che si mangia e si muore, anche perché chi ha assaggiato questa minestra sarebbe morta all'istante, ma è velenosa comunque. Se è mangiata in una certa quantità è velenosa. È anche una pianta medicinale, serve per lo stomaco. In Israele ce n'è tanta, cresce come questi cocomeri. Come si chiamano queste cose? Cocomero? Sinino. Esatto, vero, pure io l'avevo letto. Sinino o asinino. Sinino. Praticamente è peloso, è a forma allungata, peloso. Se lo schiacci esce il liquido che c'è di dentro, questi semetti. È della stessa famiglia, cresce
per terra. Certo, se trova un muretto si arrampica, ecco perché qua c'è scritto arrampicante, anche se in un'altra versione è un po' descritto diverso, ma è questa la pianta. Da noi esiste solo, credo, a Pantelleria e a Lampedusa, comunque nelle isole piccole. Da noi non esiste questa coloquintide. Addirittura questa coloquintide è velenosa se uno la mangia in quantità giuste, ma non è velenosa che te la mangi e muori. No, soffri da morire, perché dà una lunga sofferenza, una lenta morte, addirittura sanguinamento dal naso, dalla bocca. È una pianta che è pericolosissima. Grazie a Dio noi non ce l'abbiamo. Comunque, si parla di carestia. Allora, a causa della carestia non si trovava granché da mangiare. E Eliseo, che sappiamo chi è Eliseo, era discepolo di Elia. Amen. Era uno che aveva ricevuto da Elia il suo mantello, aveva ricevuto praticamente l'unzione da parte di Elia, già l'avevamo accennato qualche volta. Aveva ricevuto lo Spirito Santo che su Elia era passato, diciamo così, su Eliseo. Quindi Eliseo è stato un grande uomo, anche se Elia è quello che è il precursore del Cristo, della seconda venuta di Gesù, Eliseo però ha fatto il doppio dei miracoli di Elia. Uno di questi miracoli è appunto l'aver sanato questa minestra. Allora che succede? Che Eliseo ordina a un discepolo, al suo servo. Guardate che dice. Poi Eliseo tornò, egli disse al suo servo, metti sul fuoco la pentola grande. Ci siete? Ha detto al suo servo, non ai profeti o ai discepoli dei profeti, ma al suo servo metti sul fuoco la pentola grande e fai una bella minestra. Perché una bella minestra? Perché era l'unica cosa che si potevano mangiare. Trovavano dell'erba e mangiavano. Uno di essi, però, uno di questi profeti, è uscito fuori, è andato a raccogliere dell'erba, ha trovato questa cosa, l'ha tagliata e l'ha messa dentro la minestra. Vi voglio fare notare una cosa, al versetto 39, alla fine, benché non sapessero che cosa fossero. Se andate a vedere la vostra versione, che sarebbe la nuova Diodati, che cosa fossero è scritto in corsivo. Vuol dire che quella frase nell'originale non c'è, ma è stata aggiunta per farci capire a noi che cosa il Signore ci vuole dire, che cosa vuole dire il testo. Quindi, leggiamola senza quel pezzettino, dice, benché non sapessero. Quindi questo qua messo, benché non sapesse, però il testo ce lo dice che cos'erano coloquintidi, ma perché è posteriore, è stata scritta dopo, ma mentre stava accadendo il fatto, il discepolo non sapeva che cos'era e l'ha infilata là dentro. Quindi, questo discepolo è preso di buona volontà e quindi da solo si muove e fa qualche cosa che nessuno gli aveva detto di fare, cioè andare a raccogliere queste erbe. Ora vi voglio dire la verità, sono stato un po' combattuto per fare questa predica perché in parte dice qualcosa che toglie di mezzo tutto quello di cui io sono convinto, cioè l'iniziativa. Ognuno di noi deve avere l'iniziativa di fare le cose per il Signore. Leggendo questo brano però ci dice qualcosa di diverso, ma non vi illudete che non va contro di me, ma ci ho pensato tanto perché casualità ha voluto che questa predicazione non l'ho fatta questa mattina, l'ho fatta ieri sera per problemi miei tecnici. Quindi l'ho meditata tutta la notte mentre mi svegliavo, la mattinata mentre ero sulla macchina, ma che cosa sto andando a dire? Ma in realtà c'è anche qui una spiegazione, cioè l'iniziativa va bene, è questa iniziativa che non è andata bene. Perché non è andata bene? Perché questo profeta, questo discepolo dei profeti, ha fatto qualcosa senza consultare nessuno, senza che nessuno glielo avesse ordinato,
e senza che lui l'abbia condiviso con nessuno. Cioè dall'inizio alla fine lui fa qualche cosa che solo lui si sente di fare, solo lui fa, solo per lui mantiene tutta la situazione. Perché lui arriva, taglia le verdure e le infila là dentro. Magari qualcuno l'ha visto, però non gli è passato di mente di dire che fai. Va bene, lui ha fatto tutto in maniera autonoma. Sarebbe stato sufficiente per lui condividere quello che stava facendo o quello che già aveva fatto. Mi spiego? Questo servo avrebbe potuto fermarsi un attimino e dire al cuoco: sai, ho un ingrediente segreto. E il cuoco avrebbe detto: che cos'è? Questo. Ma almeno qualcuno si sarebbe reso conto di quello che si stava facendo. L'iniziativa sbagliata di questa singola persona ha messo in pericolo la vita di tante altre persone. Ora qualcuno mi può dire: sì, ma era un profeta, era un discepolo dei profeti. Benissimo, ci siamo. Questo vuol dire che non tutti quelli che hanno il titolo di discepolo o di profeta fanno le cose sempre nella maniera giusta. Certamente c'è da ammirare Eliseo, perché Eliseo non dice niente contro costui, non lo rimprovera, non ne punta il dito, non dice chi è stato, chi non è stato. Eliseo è di una compassione per costui che è spiazzante. Io mi sarei aspettato di trovare, non lo so, che Eliseo avesse detto a questo profeta, a questo discepolo: ma cosa lo fece fare? Niente. Anzi, che cosa fa? Corregge l'errore del suo discepolo, sistema la situazione. Amen. Quindi, e vedremo ora che il Signore ci incita a essere autonomi, ci incita ad avere iniziativa, ma ci sono delle regole. Quindi già possiamo vedere che quando noi agiamo senza consultare nessuno, senza che nessuno ci abbia ordinato, comandato di fare, senza che qualcuno ci abbia detto muoviti in questa maniera o non muoviti in questa maniera, senza che noi non condividiamo quello che stiamo facendo, perché quando noi condividiamo l'errore si viene subito a galla. Probabilmente quando noi siamo così non stiamo agendo liberamente, noi stiamo agendo secondo la nostra coscienza, la nostra intelligenza, per dare onore a noi stessi. Probabilmente questo servo pensava di fare una cosa buona, ma per se stesso, perché qualcuno gli avrebbe detto: bravo, che buona questa minestra, qual è l'ingrediente segreto? No, e lui si sarebbe alzato e avrebbe detto: sono stato io, l'ingrediente segreto l'ho messo io. Quando si scopre invece che la minestra è avvelenata, non è che si alza e dice colpa mia, neanche questo, però si sapeva chi era, o comunque lo sapeva lui. E comunque Eliseo non è che era sciocco, sapeva come funzionava la situazione. Un'altra traduzione dice: ma non si sapeva che cosa fossero, quindi lo sapeva solo lui quello che stava mettendo là dentro, ma neanche lui sapeva che cosa stava mettendo là dentro. Lui pensava che era una verdura come tante altre. Il brano ci suggerisce l'iniziativa di uno diventa amara per tante altre persone. Quindi l'iniziativa di uno che fa le cose di testa sua diventa un problema per tutti gli altri. Se non si condivide con i fratelli quello che si fa, le cose possono andare male e si può fare danno. Guardate come si sistema la situazione. Eliseo ordina di portare della farina. Ci siete? Dì alla persona accanto a te: porta della farina. Ma non c'era carestia. Sta farina è di donne vene. Evidentemente qualcuno aveva da parte della farina, la teneva conservata. Come si sistema la cosa? Da una disubbidienza o da una
cosa fatta di nascosto, c'è un'altra obbedienza. All'inizio c'è stato il servo che ha messo la pentola grande, ma qualcuno si è alzato e ha obbedito alla voce di Eliseo ed è andato a prendere la farina. È l'ubbidienza che corregge. Quando noi camminiamo in ubbidienza, noi correggiamo anche il danno degli altri che si muovono in disubbidienza, diciamo così, con un atto appunto di ubbidienza. Ma fu la farina, non fu la farina a sistemare la minestra, fu l'atto di ubbidienza. Perché sono andato a cercare su internet se la farina aveva qualche rimedio miracoloso verso le coloquintidi. Niente, la farina non fa niente, punto. Quello che si fece in segreto, cioè l'uomo che ha messo quelle verdurine là dentro in segreto, è stato poi riparato da qualcosa che invece è stato fatto pubblicamente. È la condivisione poi quella che ci è necessario. Quando noi abbiamo un'iniziativa, è bello, va bene, ma condividiamolo con altri. Non è che ci dobbiamo mettere qua in mezzo e dire io devo fare questo che mi aiuta. È sufficiente che condividiamo con i fratelli, con chi ci fidiamo, non lo so, ma è sufficiente condividere e dire, sai, io sento questo da parte del Signore, perché si può sentire questo da parte del Signore, questo e quell'altro. Se lui avesse detto, ho sentito da parte di Dio di fare così, e avesse condiviso, la situazione sarebbe andata diversamente. Quindi quando si agisce in ubbidienza, quando si agisce in ubbidienza, il cibo è abbondante per tutti. Quando si va in disubbidienza, è cibo velenoso per tutti. 2 Re, capitolo 9, dal primo versetto. Parliamo sempre di Eliseo. Allora il profeta Eliseo chiamò uno dei discepoli dei profeti e gli disse: cingiti i lombi, prendi con te questo vasetto di olio e va a Ramot di Galad. Quando vi sarà arrivato, cerca di vedere Jehu, figlio di Giosafat, figlio di Nimshi. Entra, fallo alzare di mezzo ai suoi fratelli e conducilo in una stanza appartata. Preparerai quindi il vasetto dell'olio e lo verserai sul suo capo, dicendo: così dice l'Eterno, io ti ungo re di Israele. Dì alla persona accanto a te: io ti ungo re. Più forte, non siete convinti? Così dice l'Eterno, io ti ungo re di Israele. Poi aprirai la porta e fuggirai senza alcun indugio. Allora il giovane, il servo dei profeti, partì per Ramot di Galad. Quando vi giunse, trovò i capitani dell'esercito seduti insieme e disse: ho un messaggio per te, o capitano. Jehu chiese: per chi di noi? Egli rispose: per te, capitano. Allora egli si alzò ed entrò in casa. Il giovane allora gli versò l'olio sul capo dicendogli: così dice l'Eterno, il Dio di Israele, io ti ungo re sul popolo dell'Eterno, su Israele. Tu colpirai la casa di Acab, tuo signore, così vendicherò il sangue dei profeti, miei servi, e il sangue di tutti i servi dell'Eterno, sparso per mezzo di Jezebel. Tutta la casa di Acab perirà, e io sterminerò dalla casa di Acab tutti i maschi, schiavi o liberi, in Israele. Così ridurrò la casa di Acab come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Baasha, figlio di Aiah. Così divoreranno Jezebel nel campo di Jezreel, e non vi sarà alcuno che la seppellirà. Poi il giovane aperse la porta e fuggì. Acab era un povero pazzo, marito di una pazza più pazza di lui. Tanto era pazza sua moglie, tanto era sperdata, dicessimo in siciliano, che lo spirito che l'ha posseduta ha preso il nome di questa donna ed è rimasto segnato per sempre. Quando si parla dello spirito di Jezebel, si parla dello spirito, della pazzia più assoluta che ci possa essere, un principato. Naturalmente non era la donna che dominava su suo marito Acab, ma era lo spirito che dominava sul regno. Dovete vederla così.
Acab già era morto, non c'era più Acab qua. Eppure il profeta profetizza contro Acab e gli dice che Acab sarebbe stato sterminato. Di chi parla? Parla della sua discendenza, naturalmente. Parla di Jezebel, parla di tutto quello che sarebbe avvenuto per mezzo di Jehu, tutte cose che si sono avverate. Ma io non vi voglio parlare di Acab, né di Jehu. Io vi voglio parlare di questo servo. Che cosa ha fatto questo servo? Ora vi faccio vedere che è un servo di quelli eccezionali, che non era il servo, era un profeta, uno dei discepoli. Che cosa fa Eliseo? Eliseo, perché non ci va Eliseo? Perché non si muove Eliseo? Perché manda il servo? Perché manda il discepolo dei profeti? Perché le cose di Dio si muovono perfettamente quando c'è ubbidienza. Perché non è Eliseo che fa diventare re una persona, né tantomeno il servo, né tantomeno il discepolo dei profeti, ma neanche l'olio. Era lo Spirito Santo che lo rendeva re. Jehu diventava re perché Dio aveva deciso così e si è servito di una catena di eventi per farlo diventare re. Che cosa succede? Che non è l'olio che fa, che non sono le persone che hanno il potere, ma è l'olio sotto un certo punto di vista, perché rappresenta lo Spirito Santo che fa diventare Jehu re di Israele. Che cosa succede? Che Eliseo, perché dà l'olio al suo discepolo? Perché Eliseo è già unto, è già un profeta, ha già l'unzione del profeta. E solo un profeta unto può dare olio ad un altro profeta unto dallo Spirito Santo. Guardate che c'è unzione. Quando c'è ubbidienza vera si muove uno perché c'è l'unzione. Questo discepolo non ha fatto altro che prendere l'olio che era su di lui, che era su Eliseo, che era su di lui e che ha portato a Jehu. Ma se ti muovi nell'unzione dell'ubbidienza dello Spirito Santo, succedono cose meravigliose. Qual è la cosa meravigliosa qua? Guardate che ve lo faccio vedere subito. Allora, Eliseo, mi sono perse le foglie, qua eccolo qua. Eliseo dice a questo suo discepolo, così dice l'Eterno. Allora, prenderai quindi il vasetto dell'olio e lo verserai sul capo dicendo, così dice l'Eterno, io ti ungo re di Israele. Io ti ungo re di Israele. 6 parole. Se voi andate a prendere più sotto, questo servo che cosa fa? Entra là dentro, prende il vasetto, glielo versa sulla testa e gli fa tutto un discorso meraviglioso. Ha disubbidito ad Eliseo? Ha avuto un'iniziativa spirituale, perché si è mosso nell'ubbidienza e è arrivato a un certo punto, è stato lo Spirito Santo che gli ha suggerito parole in più, parole profetiche. Gli ha detto che lui era lo strumento di Dio per eliminare uno spirito malvagio. Cioè, vi rendete conto? Questo servo non ha fatto di iniziativa sua, anche se in quel momento ha fatto qualcosa perché se l'è sentita, ma si è mosso nell'ubbidienza di Eliseo e sotto l'unzione dello Spirito Santo. Noi siamo unti re, noi abbiamo già questo tipo di unzione, noi già siamo pronti per fare questo tipo di interventi. L'unica cosa è che noi dobbiamo sempre fare le cose in ubbidienza allo Spirito Santo, non di iniziativa nostra. Ho dubbi, non so se lo Spirito Santo mi ha parlato, non lo so se lo Spirito Santo mi ha... Perfetto, condividi. Non fare come il discepolo dei cocomeri. Non siamo discepoli dei cocomeri. Amen. Dì alla persona accanto a te, tu non sei discepolo dei cocomeri.
Tu sei il discepolo dell'olio. La persona accanto a te, tu sei il discepolo dell'olio. Non sei discepolo dei cocomeri. Il discepolo dei cocomeri ha fatto tutto in segreto, senza dire niente, anche se aveva buona volontà, ma la sua buona volontà non era mossa dallo Spirito Santo. Quando tu hai dubbi e non sai se è lo Spirito Santo che te lo sta suggerendo o non sai se stai facendo la cosa giusta o sbagliata, bene, condividi. Perché magari qualcun altro che invece in quel momento è collegato con lo Spirito Santo ti può dire sì, stai facendo bene, no, stai facendo male. Non è che ci vuole un'arca di scienza. Amen. 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 Alleluia. Quindi eravamo arrivati. L'unzione ha effetto appunto perché si ci muove sotto l'unzione. E questa unzione ti porta all'ubbidienza, l'ubbidienza ti porta all'unzione, è qualcosa che comunque si concretizza. Quindi invece di poche parole, il profeta riesce a vedere, il discepolo dei profeti riesce a vedere molto più in là, ma non perché ha avuto solo l'unzione, ma perché ha obbedito secondo la parola di Eliseo. Amen? Quindi, non è un'iniziativa come il discepolo dei cocomeri. Ubbidì a ogni parola del profeta Eliseo. Guardate che non ha tralasciato niente. Alla fine, quando ha finito di profetare, Eliseo che ci disse? Dopodiché scappa, vattene via, chiude la porta e smamma. Lui, appena ha finito di profetizzare sul re, è uscito, è scappato di corsa, se n'è. Preciso come gli ha detto il profeta. Egli profetizzò perché era un profeta, egli era unto da parte di Dio. Non solo, Eliseo, che abbiamo detto che non era uno sciocco, sapeva chi stava dando l'ampolla dell'olio, l'ampolla o il corno dell'olio, sapeva chi stava mandando e sapeva che quella persona avrebbe fatto tutto quello che lui gli avrebbe detto. Non solo, Eliseo sapeva anche che l'unzione su quella persona avrebbe aggiunto da parte di Dio quello che era necessario. Amen? Dunque, concludendo, come non essere discepolo dei cocomeri? Il discepolo dei cocomeri. Segui la tua chiamata. Che vi voglio dire? Se sei chiamato a fare la minestra, fai la minestra. Se sei chiamato a dare l'unzione, vai a dare l'unzione. Ma se non sei chiamato a raccogliere le verdure perché sei incapace in quello, non lo fare. Quindi la prima cosa che il discepolo dei cocomeri ha sbagliato è fare qualche cosa per cui lui non era neanche capace di fare. Perché sono sicuro che se ci vado io a raccogliere le erbe, io vi faccio mangiare le schifezze che trovo. Sicuro? No! Coloquintidi. Io vi faccio mangiare l'erba che danno forse alle pecore, non lo so. Io vi faccio venire il movimento di stomaco. Ma se ci va un Cesaro a raccogliere le erbe, è giusto? Potremo mangiare. Verrà una minestra decente. Quindi ognuno di noi, prima di tutto, deve fare le cose per cui è chiamato, che sa di poter fare. Amen? Quindi non prendere iniziative su cose che non sai fare. Prima imparale se le vuoi fare. Amen? Dì alla persona accanto a te, prima impara. Amen. Quindi, niente di nascosto. Per non essere il discepolo dei cocomeri, dobbiamo ammettere che non siamo capaci e abbiamo bisogno di qualcuno che ci indichi e che ci guidi quali sono le erbe da raccogliere o meno. Quali sono le cose che possiamo fare e se non le sappiamo fare,
chiediamo, condividiamo. E anche se facciamo qualche cosa che per noi può sembrare giusta, condividiamo. Nella misura in cui noi condividiamo, cresciamo, impariamo e diventiamo capaci. Se io mi metto accanto allo zio Sare e andiamo a raccogliere verdure insieme, ci vorrà tempo, ma qualche cosa la imparerò. Amen. Quindi il discepolo dei profeti deve fare profeta, non deve fare il raccoglitore di erbe, diciamo così, di cocomeri. Allora, quindi se proprio vuoi fare qualche cosa, falla, ma non renderla segreta. Amen. Fatti guidare da chi è capace, diventa discepolo prima di diventare maestro. Quindi prima di fare maestri, questo voleva fare maestro, condividi con gli altri i tuoi frutti, perché se i tuoi frutti non sono buoni, gli altri te lo dicono. Se tu vai a raccogliere coloquintidi, gli altri te lo dicono che le coloquintidi non vanno bene. Quindi i tuoi frutti, anche spirituali, condividi con gli altri, perché non sempre noi produciamo frutti eccellenti. Amen? Come costui ha prodotto frutti amari. Non avere paura di essere corretto per i tuoi frutti, questo non dobbiamo avere paura, ma in genere però è buona norma cercare di non accusare e di dare la colpa a nessuno, come ha fatto Eliseo. Correggere sì, perché Eliseo che cosa ha fatto? Ha corretto il danno, ma non ha accusato del danno. Amen? Ascolta la voce di chi ti parla, quindi l'ubbidienza, che non deve venire per forza dal pastore, può venire anche da chi in quel momento ti sta correggendo e ti sta dicendo vedi che questa cosa è sbagliata, non la fare. In quel momento è Dio che ti sta parlando. Non fare finta di niente, non aspettare che ti parli qualcuno di superiore o qualcuno che è più illuminato. Può essere che il Signore ti sta parlando in quella maniera, ascolta. Se poi tu ti sei confidato con quella persona e se tu ti fidi di quella persona, non è che ti puoi fidare quando ti dice bello e bravo e quando ti dice no, è sbagliato, non va bene più. Perché non è così facciamo. Noi cerchiamo il consenso. Quando troviamo qualcuno che non ci dà il consenso, diventiamo cattivi e facciamo le cose di testa nostra e poi vanno male. E infine ricevi l'unzione dello Spirito Santo, quella è importante. Perché per quanto possiamo essere ubbidienti, ma non abbiamo in noi l'unzione dello Spirito Santo, le cose vanno in una determinata maniera, Dio le fa andare in una determinata maniera, ma noi non riceviamo niente. Dio porta a compimento secondo la nostra obbedienza, perché la nostra obbedienza va bene sempre. Se noi ubbidiamo, com'è quello che ha messo la pentola? Che aveva l'unzione? Aveva l'unzione. Il servo che aveva l'unzione. Io dice, metti la pentola. Si è fatto ungere prima, si è messo così, Signore Gesù, ungimi, e poi ha messo la pentola. No. L'ubbidienza porta sempre bene, ma non porta frutto a se stessi. Non porta ricchezza a se stessi. Come anche quello che ha portato la farina, ha obbedito, non aveva l'unzione, ha obbedito, ma ha portato la vita. Ci siete? L'ubbidienza va sempre bene, ma se vogliamo fare potenza è necessaria l'unzione dello Spirito Santo. Come quello che aveva l'olio. La sua unzione ha fatto sì che quella profezia non fosse di 6 parole, ma fosse enormemente più bella, più grande, più corposa, più illuminante, più rassicurante. Amen? Amen? Alleluia. Quindi ascolta la voce di Dio e diventerai il fiume in piena che Lui vuole che tu sia. Se non ti muovi in questo modo, produrrai danno. Queste sono le cose necessarie per dare vita. Poi l'unzione dello Spirito Santo è necessaria per dare vita in sovrappiù, in abbondanza. Se ti muovi correttamente, non solo avrai fatto qualcosa per te stesso, ma avrai dato da mangiare, cose sane agli altri. Avrai dato la vita agli altri, non la morte. Amen? Noi non vogliamo essere discepoli dei cocomeri. Come si dice in dialetto, cucumariedde, che secondo me viene pure da qui, non lo so,
Che cosa mangerete questa sera? Cucummaried. Certo, non ne parliamo di cucummaried, ma noi non vogliamo mangiare questo tipo di cucummaried, se no noi moriamo. Noi dobbiamo mangiare le cose che sono state benedette dalla nostra obbedienza e dall'unzione che è in noi. Solo così noi produciamo vita in noi e vita negli altri, produciamo miracoli in noi e miracoli negli altri, esce un fiume da noi per gli altri. Tu sei chiamato a muoverti. Tu hai responsabilità su te stesso. Perché se la gente muore perché tu non hai preso la farina, sappi che è colpa tua, perché tu non hai ubbidito alla voce di Dio che ti ha detto pigliami la farina. Tu sei responsabile, tu devi sentire questo peso su di te, ma che non deve essere un peso. Gesù che dice? Togliete il gioco che avete col diavolo, che è pesante e vi distrugge e vi fa piegare le ginocchia e vi rompe il collo. Mettete su di voi il mio giogo. Quindi noi dobbiamo avere un peso su di noi, che è il giogo di Gesù, che è dolce, che è leggero, che dà vita e che ci guida in santità. Vedete, Gesù un giorno ha detto: chi mi vuole seguire, prenda la sua croce e mi segua. Ma nessuno ha mai fatto caso che Gesù non aveva detto a nessuno che lui doveva morire sulla croce. La croce non era neanche pensata. Gli apostoli non hanno capito quello che Gesù voleva dire. E noi, quando leggiamo quel brano, già siccome sappiamo come va a finire la storia, capiamo, ma gli apostoli non l'avevano capito. Gli apostoli secondo me l'hanno guardato e hanno detto: che vuole dire? Sapevano che cos'era la croce, ma nel loro cuore loro dicevano: ma che vuole dire? Ma che cosa sta dicendo? Vuol dire che noi dobbiamo prendere il peso che ha preso Gesù su di sé. Però ha detto: prendete su di voi la croce, non ha detto morirete con me sulla croce. Gesù è morto per noi sulla croce, ma quel peso noi lo dobbiamo portare comunque. Amen. Tu devi sentire questo peso nella tua vita, perché tu sei un re, sei unto re. E più grande è l'unzione, più grande è la responsabilità. Amen? Ok, vogliamo alzarci? Signore, ti vogliamo ringraziare per questa sera. Vogliamo ringraziarti, Signore, per la parola che tu ci hai dato. Vogliamo, Signore, testimoniare che siamo ubbidienti alla tua parola, che siamo ubbidienti secondo l'unzione dello Spirito Santo. Vogliamo essere come il profeta dell'olio, dove quel profeta, quel discepolo dei profeti, quel discepolo di Eliseo ha sentito la voce del suo maestro, ha ascoltato quelle parole semplici e ha detto: sì, vado perché devo dare gloria a Dio. Signore, noi vogliamo andare perché vogliamo dare gloria a te, al tuo santo nome. Vogliamo andare, Signore, per essere fiumi di acqua viva, fiumi in pieno di acqua viva, Signore. Manda la tua unzione su di noi, Signore. Ti preghiamo, Signore, di essere dei discepoli sani. Vogliamo fare le tue cose, perché più noi camminiamo nelle tue cose, più noi ubbidiamo alla tua parola, più noi abbandoniamo le cose del mondo, più noi raccogliamo i frutti del cielo e più noi disprezziamo i frutti della terra. Più tu ci dai luce, Signore, più noi diamo vita. Stendi la tua mano, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Non vogliamo essere discepoli dei cocomeri, delle coloquintidi, Signore. Non vogliamo fare le cose di nascosto, non vogliamo fare le cose in disubbidienza o senza che nessuno ci abbia chiesto, non vogliamo fare le cose che non sappiamo fare, non vogliamo fare, Signore, quelle cose che devono dare gloria a noi. Vogliamo fare le cose, Signore, che diano gloria a te. Vogliamo fare le cose, Signore, che diano gloria al tuo santo nome, che mostrino e dimostrino che tu sei il Re dei Re, il Signore dei Signori. Signore, noi siamo troppo attaccati a questo mondo, noi siamo troppo attaccati a questa mentalità. Noi vediamo solo le nostre sofferenze, i nostri digiuni, le nostre siccità.
liberaci da tutte queste cose. Libera la nostra mente da tutte queste cose. Libera, Signore, i nostri pensieri da tutte queste cose. Manda la tua unzione su di noi. Versa, Signore, l'olio del cielo su di noi, perché noi vogliamo vedere le cose come le vedi tu, Signore. Noi vogliamo vedere la distruzione che ha causato Acab, la siccità che viene da questi spiriti malvagi. Noi vogliamo vedere la distruzione di Jezebel. Vogliamo, Signore, dare parole forti, Signore, contro questi spiriti malvagi. Vogliamo essere strumento per distruggere, Signore, le armate celesti, i principati, le podestà. Non vogliamo pensare, Signore, alle nostre siccità, ma alla siccità degli altri, che colpisce gli altri per mezzo di questi spiriti malvagi. Vogliamo, Signore, prendere posizione nei cieli e sulla terra per ricevere, Signore, dal cielo la tua grazia, la tua misericordia, le tue parole. Vogliamo essere consolatori, vogliamo essere, Signore, persone che sentono il peso della chiamata, il peso, Signore, della corona che tu hai messo sulla nostra testa, il peso dell'unzione, Signore. Noi vogliamo sentire la responsabilità che tu ci hai dato, nel nome di Gesù. Vogliamo prendere su di noi il tuo giogo, vogliamo ubbidire alla tua parola. Chiudi gli occhi e prega nel tuo cuore: Signore Gesù, vieni nella mia vita. Fammi sentire, Signore, fammi sentire la tua chiamata. Fammi sentire, Signore, che tu hai bisogno di me. Oh sì, Gesù, parla ai nostri cuori, Signore. Gesù ha bisogno di te. Dio ha bisogno di te. Vieni, Spirito Santo, manda la tua unzione, Signore. Vieni, Signore. Vieni, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Vieni, Signore. Vogliamo abbandonarci, Signore, tra le tue mani. Vogliamo, Signore, non fare le cose di testa nostra, non fare, Signore, niente di iniziativa segreta. Signore, nel nome di Gesù Cristo, vieni, Signore. Vogliamo essere condivisori della tua parola, condivisori, Signore, di quello che tu metti dentro di noi. Ti prego, rendici vera famiglia, Signore. Rendici veri amici, non secondo il mondo, ma secondo il cielo. Nel nome di Gesù, Signore. Alleluia, gloria a te, Signore. Ricevete lo Spirito Santo ora nel nome di Gesù. Ricevete l'unzione ora nel nome di Gesù. Adorate in lingua, adorate il Signore. Perché nell'adorazione si muove lo Spirito Santo. Signore, questa sera noi vogliamo vedere i cieli aperti. Signore, noi vogliamo vedere le cataratte dei cieli aperti su di noi nel nome di Gesù. Vieni, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Alleluia. 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 Honda la rakera maya naznai la rahi o shevayas leserandes laisera maraki. Passa Spirito Santo nel nome di Gesù.
Passa, Spirito che dà unzione nel nome di Gesù. Passa, Signore, nel nome di Gesù. Getta la farina su di noi affinché ogni cosa velenosa muoia nel nome di Gesù Cristo. Questa sera, Signore. Alleluia. 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 Vieni Spirito. Alleluia. Alleluia. Vieni Spirito. Vieni Spirito. Vieni Signore, vieni, vieni. Vieni Spirito, nel nome di Gesù Cristo, vieni. Rendici fiumi di acqua viva, Signore. Vogliamo prendere la croce e seguirti per essere, Signore, servi fedeli, degni della tua fiducia, Signore, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, Signore, intervieni. Vieni, Spirito di guarigione, passa. Vieni, Spirito di guarigione, passa. Vieni, Spirito di guarigione, passa in mezzo a noi. Liberaci da ogni male. Liberaci, Signore, dalle coloquinditi. Signore, nel nome di Gesù. Da ogni erba velenosa, libera la nostra anima. Libera il nostro corpo da ogni erba velenosa. In questo momento, ora, nel nome di Gesù. Nel nome potente di Gesù Cristo, libertà, Signore. Libertà, Signore. Noi cacciamo via ogni dolore dalla testa, dai reni, dalle ossa. Nel nome di Gesù, via! Ora, nel nome di Gesù Cristo. Per il santo e prezioso nome di Gesù. Per il santo e glorioso nome di Gesù. Prega per la persona accanto a te. Se è un tuo familiare, imponigli le mani. Invoca lo spirito di guarigione questa sera. Nel nome di Gesù guarisci. Guarisci le persone che sono a casa, Signore, che ci seguono. Guarisci, Signore, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, Signore, intervieni, perché nel nome di Gesù c'è potenza, nel nome di Gesù c'è la gloria, nel nome di Gesù, nel nome potente di Gesù intervieni, Signore. Soffia in mezzo a noi. Non perdete la concentrazione. Permettete ancora allo Spirito Santo di muoversi in voi. Oh Signore, continua con potenza, con gloria. Continua, Signore, la tua semina dentro di noi. Continua, Spirito Santo, a muoverti nella libertà. Continua, Signore, noi abbiamo il cuore aperto, l'anima aperta. Abbiamo, Signore, la nostra mente aperta alla tua azione. Ancora, Signore, agisci nel nome di Gesù. Vogliamo ancora vedere la tua gloria, Signore, questa sera. Fai tremare l'anima nostra.
della tua presenza, lo Spirito nostro, Signore, della tua grazia. Nel nome di Gesù, vieni Spirito, vieni Spirito, vieni Spirito Santo. Il Signore ti dice una cosa importante: non pensare ai tuoi problemi in questo momento, perché Dio è potente da risolvere ogni problema. Ma una cosa Dio non la può fare nella tua vita: violentarti. Tu devi aprire il tuo cuore a Gesù, devi permettere a Gesù di entrare nella tua vita. Gesù bussa e vuole entrare nella tua vita. Questo conta davanti a Dio, prima di ogni cosa, prima di ogni problema, prima di ogni mancanza. Dio vuole entrare nella tua vita. Fai entrare Gesù nella tua vita nel nome di Gesù e fallo entrare, perché i problemi prenderanno un'altra visione davanti a te. Vieni, Signore, nel nome di Gesù. Grazie, Gesù. Vogliamo fare un applauso a Gesù. Grazie, Signore, benedetto sei. Gloria a te, Gesù, alleluia. Gloria, gloria al tuo santo nome, Signore. Amen. Ma che notte, in questa notte così strana, il mio gregge ora riposa al sicuro. Ma che notte, il cielo splende con le stelle. In questa notte la pace avvolge la mia vita. Ma che strano, in lontananza una luce, sembra un sole, ma è una luce che ti abbraccia. Il mio cuore ormai trema di paura. Cosa succede? Un angelo appare a me. Non aver paura, c'è una grande gioia. Oggi è nato il Re dei Re. No, non temere più, nella città di Davide è nato il Salvatore. Ma che gioia, il mio cuore ora esulta. A Betlemme voglio andare per vedere. In questa notte lascio tutto per andare al Signore, colui che è il mio Salvatore.
dentro una mangiatoia. Questo è il segno che i miei occhi ora vedranno. D'improvviso un coro innalza un allore, c'è una schiera di angeli che cantano. Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini. Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini. Non aver paura, c'è una grande gioia. Oggi è nato il Re dei Re. No, non temere più, nella città di Davide è nato il Salvatore. Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini. Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini. Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini. Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini.